Quanto è successo a Licata sicuramente non è andato giù al Partito Democratico, in quanto proprio ieri alcuni parlamentari regionali avete dato solidarietà e non avete firmato, diciamo, la sfiducia a Cambiasso. Una sua valutazione come segretario provinciale del PD? Ma il Partito Democratico, nonostante fosse all'opposizione di Cambiano, perché non l'ha sostenuto e non ha risparmiato le critiche a questo sindaco rispetto a tantissimi altri aspetti, sulla mozione naturalmente noi non ci siamo stati, perché riteniamo che al di là delle motivazioni scritte l'aspetto demolizioni ha avuto un ruolo fondamentale importante. Allora, in una regione che purtroppo ha una grande tradizione, tra virgolette, sull'abusivismo, un segnale di questo tipo è assolutamente negativo e credo che invece sarebbe necessario partire da Licata affinché non solo i licatesi ma anche dove l'abusivismo in altre città, in altre realtà è diffuso, ci siano le stesse azioni. Il problema è che ogni volta noi creiamo degli eroi. Sembra quasi che la pratica della legalità debba appartenere a pochi eletti e non debba essere invece una prassi consolidata. Noi dobbiamo fare in modo che invece la legalità sia una pratica normale in una regione che purtroppo spesso non lo è. Licata è emblematica come situazione, io non lo so adesso gli sviluppi, chiaramente c'è una lacerazione in quella città che merita rispetto, una lacerazione di famiglie che sicuramente hanno vissuto con disperazione alcune situazioni drammatiche, ma di fronte a situazioni di abusivismo noi non possiamo che esprimere l'assoluta distanza da chi invece oggi inizia una campagna elettorale come i cancellieri promettendo chissà quali soluzioni. Noi non possiamo continuare a fare questo tipo di populismo, ha avuto il coraggio, molto coraggio il circolo di Licata e il suo segretario nell'assumere una posizione scomoda per quella città. Mi dispiace per alcuni toni che sono stati diciamo, utilizzati, credo che ognuno possa esprimere le proprie opinioni senza offendere, senza in qualche modo creare un clima che veramente a Licata in questi giorni è stato molto pesante. Mi auguro che adesso questa città riesca in qualche modo a riscattarsi e spero che questo non venga utilizzato per fini diciamo, elettorali da alcuni e quindi mi auguro che ciò avvenga. Il Partito Democratico è per la legalità e continuerà a collaborare col circolo a livello provinciale, regionale e nazionale per un riscatto vero di Licata e della Sicilia.